Allora, vogliamo iniziare il momento con la preghiera che quanti avete in mezzo. Abbiamo anche con noi oggi Gianluca, che ci accompagna questa mattinata qua assieme, quindi come dire, condividiamo con lui anche questo momento, condividiamo questo momento, di cammino assieme. No? Allora, iniziamo con la preghiera. Iniziamo la nostra giornata con un momento di preghiera che non è sul tema dello sguardo. Il momento difficile e di grande attenzione che stiamo vivendo nel mondo per tanti conflitti che portano ogni giorno alla morte di un gran numero di civili, bambini e donne, non può lasciarci indifferenti e impongono di rivolgere la nostra preghiera al Signore per la pace e la giustizia, a partire da noi stessi. Prendiamo spunto dal nostro patto comunitario, augurandoci che lo spirito di fratellanza insieme con la nostra preghiera sia efficace ad illuminare le menti dei potenti. Dal patto comunitario. Crediamo nella convivenza pacifica e nella collaborazione fra i popoli e cerchiamo di essere operatori di pace, impegnati a costruirla nel nostro cuore e intorno a noi, nella società nazionale ed internazionale, anche collaborando con una comunità di altri paesi e con la fratellanza Scout mondiale. Noi, adulti Scout, crediamo nella fraternità di tutti gli uomini, in quanto figli di un unico Padre. Affermiamo, pertanto, la convivenza degli uomini deve basarsi sull'amore, che per primi ci impegniamo a vivere e testimoniare. Iniziamo questo momento di preghiera con un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Entrato in Cafarnao, Gesù gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo guarì. La persona che cercava Gesù è un pagano, soldato dell'esercito romano, che dominava e sfruttava la gente. Non è la religione né i desideri di Dio, bensì il bisogno e la sofferenza che lo spingono a cercare Gesù. Gesù non ha preconcetti, non esige nulla prima, accoglie e ascolta la richiesta dell'ufficiale romano. La risposta di Gesù sorprende il centurione, poiché ne supera l'aspettativa. Il centurione non si aspettava che Gesù si recasse a casa sua. Si sente indegno,
non sono degno. Considerava Gesù una persona molto superiore. Il centurione esprime la sua fede in Gesù dicendo: di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Lui crede che la parola di Gesù è capace di guarire. Lui crede che la parola di Gesù racchiuda una forza creatrice. Gesù rimane ammirato ed elogia la fede del centurione. La fede non consiste nell'accettare, ripetere e decorare una dottrina, ma nel credere e confidare nella persona di Gesù. Fatte queste considerazioni, possiamo chiederci cosa può dirci questo brano riguardo la pace tra noi e in tutto il mondo. È curioso che il protagonista di questo brano sia un ufficiale dell'esercito, un uomo di guerra. È proprio lui che ritroveremo anche sotto la croce di Gesù, quando esclamerà: davvero costui era figlio di Dio. Il centurione è il segno della vera conversione che noi cristiani dovremmo vivere ogni giorno. E colui che non solo riconosce Gesù come figlio di Dio, ma comprende che la sua parola e lui stesso hanno una capacità creatrice trasformante. Ecco, il centurione ci insegna che la vera pace può avvenire solo quando ci affidiamo e confidiamo nel Signore, quando ci facciamo trasformare dal suo amore che trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, il nostro egoismo in amore, le spade in pomeri e la guerra in pace. A margine di questa riflessione, che già può bastare, seppure abbastanza incisiva, a farci capire come la pace che noi invochiamo attraverso la preghiera è una pace che deve partire prima di tutto dalla vita nostra quotidiana e dal farci trasformare ogni giorno dall'amore del Signore e quindi convertirci al suo amore, come il centurione ha fatto. A questo credo vada aggiunto nella giornata di oggi, in cui il tema è l'educazione magari prima di tutto di noi adulti, ma l'educazione come stile di vita, come testimonianza di vita, che credo proprio che la pace abbia bisogno, sempre più di educazione vera, alla vera vita, la vita, dico, più profonda, e credo che questo mondo ne abbia tanto bisogno. Ecco allora che la pace, una conversione, prima di tutto conversione all'amore del Signore, ma poi credo richiami la forza educatrice che passa anche attraverso le mani di ognuno di noi, che deve testimoniare l'amore del Signore e deve testimoniare che la vera vita è una vita di pace e non può essere una vita di guerra. Se abbiamo il libretto, recitiamo insieme la preghiera per la pace e la giustizia. Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i miei deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai posto tutto il tuo regno e messo fine alla tua grande ira. Grazie Dio, nostra salvezza, e paga il tuo regno per Signore, forse per sempre sarai
prima di iniziare i nostri lavori abbiamo 3 persone che sono venuti, diciamo, a portare i loro servizi. Allora io inviterei Massimo Carlo come rappresentante del patronato in nome del Cineverso, che ci darà un attimo poi piccolo pensiero su questo patronato. Grazie. A nome della comunità dei Giuseppini del patronato do il benvenuto a tutti. Io mi chiamo Massimo e aiuto qui la direzione dell'opera, insomma, a portare avanti questa struttura che avete visto, che insomma ha 130 anni di vita. Adesso noi siamo nella sala del teatro del 1894. Prime rappresentazioni teatrali venivano qua nel 1894, dopo è stato rifatto, no, nel tempo. Però per dire, insomma, poi la piscina, anche la piscina del 1902, cioè veramente una realtà vicentina storica. Ecco, questo è il patronato Leone XIII. Ecco, da parte mia è bello toccare con mano questa vostra realtà che conoscevo appena, insomma, il Massimo, il Movimento Adulti. Toccare con mano, lì c'è scritto squero è insomma una parola veneziana, però toccare con mano oggi è una bellissima giornata e se andate a Venezia vedete le Dolomiti e le potete toccare con mano, lo chiamano lo stravedamento. Quindi vedete, oltre come un po' state facendo voi, insomma, questo. A nome dei padri posso dire solo questo, una similitudine con lo scautismo, no? Il nostro fondatore, quello dei padri, io sono un laico, vabbè, però diceva, noi con i nostri ragazzi dobbiamo imparare, bellissimo, non si finisce mai di imparare, voi lo state dimostrando, no? Anche oggi. Poi pregare, che lo abbiamo fatto e so che lo continuerete a fare, e giocare. Ecco, giocare ci si rende sempre giovani nel giocare assieme, no? Lo spirito del gioco. Ecco, questo è molto vicino allo scautismo, no? Che insomma, no, è il nostro meglio e quant'altro. Io vi ringrazio e passo la parola a una cosina, purtroppo in settimana si è rotta una delle 2 caldaie della sala e si sente, io sono venuto qua stamattina presto per accenderla, ma la temperatura esterna non ci dà una mano e il pezzo non lo troviamo, quindi mi hanno promesso che arriva mercoledì, quindi su questo mi scuso subito. Grazie. 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 Io inviterei l'assessore Cristina Baghi a nome dell'amministrazione comunale di Vicenza, che gentilmente ha accettato il nostro invito a portarci sul servizio. Vi porto il saluto del sindaco che oggi non poteva essere presente e mi ha delegato e io ho accettato volentieri perché sono anch'io scout e quindi prima di iniziare il mio percorso in amministrazione ho fatto per tanto tempo l'educatrice scout. I miei ragazzi oggi sono riuscita scout perché sono in reparto, quindi è stato bello per me anche perché è un'occasione per anche per ritornare alle mie radici, anche insomma fare dei momenti di riflessione e anche un po' di incontro e di costruzione di un percorso comune. Tante volte devo dire come amministratori ci si sente soli e invece essere anche parte di un gruppo, ricordare quelli che sono appunto i percorsi che hanno portato a determinate scelte aiuta anche a rimotivarsi, quindi intanto io vi ringrazio personalmente di questo, mentre invece la città vi ringrazia della vostra presenza, ci saranno dei momenti anche di visita oggi, quindi ci fa piacere anche mostrarci un pochino, per chi non ci conosce, chi viene da più distante, quindi ben volentieri alcuni luoghi della nostra città saranno aperti e il ringraziamento va al vostro lavoro, al vostro essere. Perché è importante anche continuare a crescere come comunità
comunità anche a formarsi proprio per essere un valido aiuto educativo alla nostra comunità, ai ragazzi e anche agli adulti, perché tanti insomma hanno bisogno di essere sostenuti e non essere lasciati soli. Il vostro spirito di servizio è riconosciuto ed è prezioso. Quindi buon lavoro oggi e vi auguro un buon momento di approfondimento. Allora adesso io inviterei anche Pietro Mancino, che è responsabile regionale a Cessi, che anche lui diciamo, ha accettato il nostro invito per farci il suo saluto. Ciao, grazie, un saluto brevissimo. Ci siamo visti anche annuali, è bello, proprio bello vedervi e non so, ripeto questa cosa, no? Dove c'è un gruppo Masci anche il gruppo Gesci sta meglio, è più forte, si vede, insomma, è evidente, è innegabile, questo ce l'avevamo già detti, no? Anche che siamo magari su percorsi diversi e la diversità è una ricchezza, però il cammino è unico, abbiamo anche cantato che anche il maestro è unico e quindi insomma camminiamo a fianco. Vi saluta anche Betty, e insomma la domenica dobbiamo un po' dividerci e quindi vi porto il suo saluto. Ecco. Sappiamo che ci sono degli anniversari, abbiamo visto anche nel libretto l'Agi, importantissimo questo, anche forse riprendere quell'aspetto del guidismo, quell'aspetto del gioco, no? Diciamo massimo della gioia, ecco, questa cosa importante. Poi il 50° della Gesci e festeggiamolo anche insieme perché insomma è una storia che abbiamo costruito insieme e magari chi da ragazzo, chi da capo, sia da ragazzo che da capo, però è un anniversario che insomma ci auguriamo che coinvolga tutti quanti. Basta, non so cos'altro dirvi se non ringraziarvi di nuovo e dirvi che insomma siamo vicini. Ecco, magari i gruppi chiamano il Masci per fare la pasta. Portate pazienza. Guardate, però è importante perché comunque avere vicino qualcuno che offre il suo tempo e fa questo servizio e ti chiede la gamella, ti versa la pasta, comunque interagisci, comunque guardate è comunque una benedizione, comunque è un gesto forte e lasciate il segno non solo nello stomaco, lasciate il segno perché insomma si può servire e servire, insomma, e il vostro servizio si sa che insomma dove c'è il Masci c'è una garanzia anche nello stile proprio, ecco. Quindi grazie di nuovo e buona giornata e buon lavoro. Allora, prima di iniziare i nostri lavori, porto il saluto di Magna che purtroppo per impegni familiari non ha potuto essere presenti oggi. Ecco, vi leggo un po' il suo messaggio per non dirlo. Gli hai detto no, mandami 2 lire che è giusto che anche tu dica diciamo, il tuo pensiero. Carissimi adulti scout, benvenuti a tutti a questo nuovo incontro regionale di Vicenza. Vi mando questo mio saluto fraterno perché non posso essere presente a questo momento importante. È il nostro appuntamento formativo, un impegno di famiglia inderogabile. Il battesimo di mio nipotino Mattia mi impedisce di essere con voi. Sono sicuro che sarà una bella esperienza condivisa con altri fratelli scout. Oggi siamo una grande comunità riunita che condividerà l'incontro con la nostra sorella scout Paola Bertoso, con vissuto scout importante e una carriera professionale di tutto rispetto. Un saluto anche a lei. Un augurio a tutti voi di buon